La regione siciliana si prepara ad affrontare la psicosi del coronavirus, mentre sono tanti gli isolani che affollano i pronto soccorso dei nostri ospedali e denunciano i sintomi delle malattie stagionali. Gli esperti assicurano che non ci sono casi in Sicilia. L'assessore alla salute Ruggero Razza ha convocato un vertice con tutti i primari di malattie infettive della Sicilia per dare indicazioni su come applicare il protocollo del Ministero della Salute. La raccomandazione è una: se avete sospetti non venite per nessun motivo in pronto soccorso. La direttiva ministeriale è chiara: le centrali del 118 dovranno attrezzarsi per il trasporto di eventuali casi sospetti attraverso ambulanze di biocontenimento, una procedura che si attiva solo per i pazienti che abbiano viaggiato negli ultimi 15 giorni nelle zone a rischio o siano stati a contatto con persone di rientro e che abbiano i sintomi della polmonite. Il rischio maggiore è legato proprio alla psicosi. Siamo in piena epidemia influenzale ed è proprio questo che complica le cose, perché la sintomatologia è indistinguibile rispetto a quella di un'influenza complicata. Ed infatti i responsabili sanitari delle strutture della Sicilia lanciano un appello: se avete sospetti non venite in pronto soccorso, ma chiamate il numero unico di emergenza 112 che invierà un'ambulanza specifica. In questo caso l'ambulanza porterà il paziente in reparto senza passare dal pronto soccorso. L'unico vero rischio adesso è che la paura cinese mandi in tilt i pronto soccorso dei nostri ospedali.